Durante la notte, in tarda serata di ieri, si è verificata un'interruzione della fornitura elettrica con delle modalità che non hanno precedenti rispetto agli accadimenti del passato, nel senso che l'interruzione ha riguardato entrambe le linee di fornitura dell'ospedale. Per fortuna gli ospedali hanno dei sistemi di sicurezza che sono ben strutturati proprio per far fronte anche a queste evenienze. È ancora visibilmente provato il direttore generale dell'U7, Giovanni Carretta, dopo una notte passata a gestire un blackout che non ha precedenti. Entrambe le linee che portano energia al San Bassiano sono saltate, lasciando l'ospedale e i suoi pazienti, il personale, letteralmente appesi a un generatore di energia. La situazione è stata ripristinata durante la notte, la prima linea intorno all'1 alle 2 di notte e la seconda alle 7 di mattina, quindi al netto di alcuni disagi, pochi per fortuna, che si sono manifestati, è andato tutto quanto molto bene. Alcuni pazienti in condizioni critiche sono stati spostati a Sant'Orso. Abbiamo sfruttato il sistema di rete presente all'interno dell'ULSS e abbiamo trasferito con calma e con le dovute modalità 6 pazienti presso l'ospedale di Sant'Orso, che ci ha supportato nella gestione di questo percorso che è stato fatto durante la tarda serata di ieri e le prime ore di oggi. La direzione sottolinea come il lavoro di squadra, l'organizzazione e la disponibilità dimostrata in un caso di vera emergenza abbiano contribuito a ridurre al minimo i rischi e i disagi. Al netto dell'episodio, che sicuramente non è stato, facile da gestire, però si è evidenziata la disponibilità, la capacità, la professionalità e la volontà di fare squadra da parte di tutti quanti i dipendenti dell'ULSS, che ringrazio sentitamente.